Sì, è l'ultimo. Ditemi quando siamo online e posso partire? Siamo online. Ah, perché vedi, sei anche sul canale YouTube di Lazise. L'altra finestra, intendo. Ok. Ciao a tutti, benvenuti alla nuova edizione di Lazise fra le pagine. Siamo in compagnia di Filippo Costa, assessore alla cultura, nonché vice sindaco di Lazise, e poi il nostro ospite questa sera è Emma Stoccolma. Ciao Emma, ciao Filippo. Ciao, grazie Prima per le autorità, l'invito. dicevo prima le autorità e poi le signore, ma in questo caso. Allora, Filippo, Beh, grazie. Autorità è una parola grossa di questi tempi soprattutto, però cerchiamo di fare il nostro ruolo, dai. No, io vi porto i saluti, buonasera a tutti, a Giulio, buonasera Emma, ma buonasera anche a tutte le persone che ci stanno seguendo nei vari canali che sono stati attivati, sia le pagine Facebook che i canali YouTube. Vi porto comunque i saluti del nostro sindaco, di tutta l'amministrazione comunale, e vorrei subito ringraziare comunque chi si è adoperato per questa rassegna, quindi Fondazione AIDA, la cooperativa Acqua che gestisce la biblioteca di Lazise, e Gaia, la ragazza che ci lavora in biblioteca. E io dico sempre che per me la lettura è un momento molto importante e una parte fondamentale di tutti noi. La mia storia anche lo dice, ma questa sera non siamo qui per parlare di me, ma appunto per parlare degli ospiti della rassegna, in primis infatti Emma. Questa rassegna l'abbiamo fortemente voluta come amministrazione comunale perché per tutto un percorso che stiamo facendo alla Zise per far sì che più persone possibili si avvicinino alla biblioteca come luogo culturale, ma come anche luogo di incontro, purtroppo non in questi tempi, e quale miglior modo, miglior strumento che è quello di collegarsi, vedersi direttamente con chi scrive i libri, con gli autori dei libri. Questo è stato il punto di inizio di questa Lazise fra le pagine, che è ormai alla sua seconda/terza edizione, perché purtroppo a febbraio abbiamo dovuto interrompere quella che stavamo facendo, appunto causa Covid, e non siamo riusciti più a riproporla per tutta l'estate, però non ci siamo scoraggiati, abbiamo voluto comunque cercare di organizzare, seppur in questa formula un po' nuova, ma in realtà che piano piano il digitale e lo streaming sta entrando nelle case di tutti gli italiani, un po' per forza, un po' per volontà, ma credo che anche se non si riuscirà magari ad avere quel contatto fisico, quel contatto di presenza con l'autore, credo che gli ospiti di questa rassegna sapranno dare il loro messaggio, sapranno raccontare la loro storia, raccontare il loro libro. La volontà di riproporre questa rassegna, questa Lazise fra le pagine, deriva dal fatto di dare sicuramente una continuità a quanto si sta portando avanti in questi anni, però allo stesso tempo si voleva dare anche un segnale per la cultura in generale. Purtroppo in questi mesi il Covid ha decimato l'economia, lo sappiamo, ma soprattutto i lavoratori dello spettacolo, i lavoratori del teatro, i lavoratori del cinema, nonché delle stesse librerie, delle stesse biblioteche, sono stati colpiti duramente, e non da ultima una delle manifestazioni anche in Piazza Duomo, che è stata molto significativa, credo. Nel nostro piccolo vorremmo dare questo segnale, dare questo minimo slancio verso una ripartenza che non deve essere una ripartenza, ma deve essere un tentativo di ritorno alla normalità che purtroppo in questi mesi abbiamo un po' perso. Non mi dilungo troppo perché penso di aver già parlato a sufficienza, infatti io fra un po' uscirò e lascerò lo spazio a Giulio, quindi grazie per moderare questa serata.
e a Emma, la nostra ospite, che ho conosciuto poco fa. Oltre a essere una persona splendida, credo che abbia una storia veramente forte e importante da raccontare. Io personalmente non avevo letto il suo libro, sono riuscito a leggerne alcuni spazi, alcuni passaggi, ma mi è stato consigliato da mia moglie, che mi ha detto: leggilo e cerca di portarla, perché guarda che ha scritto una storia veramente, veramente forte, veramente tantissimo. Grazie. È un merito suo, devo dirlo, perché se no, è una scelta credo azzeccata, soprattutto per i tanti giovani, tanti ragazzi che magari si trovano in situazioni analoghe, e questa storia può essere, credo, un grande aiuto, un grande punto di ripartenza anche per loro. Quindi grazie, il mio augurio è che prima o poi, meglio prima che poi, ci potremo trovare alla Zise per ripresentare sicuramente il libro, ma anche per farti vedere il nostro splendido paesino. Per mangiare insieme. Certo. E niente, io vi chiedo a tutti voi che state partecipando di partecipare anche ai prossimi incontri, quello di domani, quello di martedì, mercoledì, giovedì. La rassegna dura tutta la settimana, perché abbiamo voluto appunto cercare di comprimere un po' gli autori per provare a costruire pian pianino una sorta di festival di La Zise della lettura. E prima o poi ci arriveremo. Questo forse può essere un primo passo un po' anomalo, un po' strano, ma sicuramente d'effetto. Grazie ancora, grazie Emma, grazie Giulio, buona serata a tutti voi. Io esco. Allora, grazie. Ecco qua Emma. Grazie a Fondazione AIDA, ringrazio Fondazione AIDA e il Comune di La Zise che hanno organizzato appunto La Zise fra le pagine. Grazie per avermi invitato. E, diciamo intanto subito il primo appuntamento, che è il 29 novembre alle 20:30, comunque poi lo ricorderemo ancora alla fine dell'incontro. E noi siamo qui con Emma Stoccolma, che alla Zise potesse portare anche un DJ set, perché è vero che viene a mangiare. Guarda, credo ormai di avere... L'altro giorno ho fatto una cosa simbolica, ho cancellato il mio account di SoundCloud. Vuol dire che praticamente risparmio 9,90 € al mese, non sono più una DJ online, capito? Non ci sono più i miei mashup, le robe, cioè... Quindi è un po' simbolico, però ho detto basta dopo così tanti anni. Però vengo volentieri per un ultimo DJ set. Perciò non lo fai più anni 90, però. Non lo fai più in assoluto, perciò, la DJ. Ma guarda, quest'anno già io avevo un po' voglia di cambiare un po' vita, orari e ambiente. In più, vabbè, c'è stato questo lockdown, questo arresto totale della vita, e in particolar modo appunto delle discoteche, quindi ho colto la palla al balzo, ho detto ok, vabbè, basta, non è che tra un anno sì, qualche serata se capita, però insomma non è più la mia priorità, ecco. E qui sei come scrittrice di un romanzo che è davvero un pugno nello stomaco, e perché io sono padre di una bambina di 5 anni e ho letto con terrore le pagine, devo dirlo. E il tuo libro si intitola Per il mio bene, che ha un titolo anche, possiamo dirlo, amaramente ironico, no? È quello che i genitori dicono: lo faccio per il tuo bene, tu invece certe cose le fate per il mio bene, che è uscito per HarperCollins, ricordiamolo, potete trovare ovunque. E partiamo dalla fine, cioè dalle tue sedute di analisi, perché ho letto da qualche parte che Nick Horby, i suoi primi scritti, diciamo, erano stati suggeriti a lui dal suo analista, che gli aveva detto: guarda, inizia a scrivere perché ti aiuterà a confrontarti con una parte tua, diciamo, nascosta. È successo così anche per te? È successo però senza dircelo. Ho cambiato l'ultima analista perché, sai, a volte vai in analisi e se non funziona, non funziona. Cioè, devi veramente trovarti bene con la persona giusta, il metodo giusto. Quindi erano un paio d'anni che, dopo una bella esperienza a Bologna, ero venuta a vivere a Roma, ed erano un paio d'anni che io mi sentivo un po' nel fango. Cioè, andavo, volevo farlo, però non stavo migliorando, e quindi
Ho fatto di tutto per cambiare di nuovo e non è facile, perché veramente a volte la gente mi dice: hai avuto coraggio a fare questo. Il vero coraggio è cambiare analista, perché non è semplice rimettersi in questione e ammettere il fallimento e decidere di interrompere questa relazione per poi iniziarne un'altra. Quindi insomma è stato un po' complicato, però ho trovato un analista e un po' stramba, devo dirti la verità, e dopo la prima o seconda seduta mi è venuta spontanea questa cosa. Ho detto: cavolo, devo scriverlo perché tutto torna, perché poi c'era appena stato anche un caso di cronaca che mi aveva sconvolta, come aveva sconvolto tutti, di un bambino a Napoli morto in casa, e non mi aveva tanto sconvolto la notizia in sé, visto che io posso bene o male capire quel tipo di vissuto. Mi aveva sconvolto la ignoranza, tra virgolette, delle persone che proprio ignorano questo problema e condannano oppure si indignano giustamente, e nei commenti leggevo delle cose che non avevano molto senso. Quindi questo più l'analisi, tutto si è messo insieme e sono tornata a casa, ho cominciato a scrivere e non ho più smesso. E quanto ci hai impiegato a realizzare? È molto veloce il tuo libro. È veloce, ci ho messo un anno a scriverlo e tipo 6 mesi a correggerlo, perché giustamente, insomma, era scritto un po' in italiano, un po' cioè le costruzioni delle frasi, alcuni erano un po' alla francese. Qualcosa abbiamo tenuto col mio editore, con Carlo Carabba abbiamo tenuto, qualcos'altro invece abbiamo modificato, però ci è voluto tanto per rimetterlo in ordine, quello è vero. Mm-hmm. Allora, senza voler, diciamo, levare anche dei punti che sono autentici snodi, anche con una tensione narrativa molto alta, diciamo che il tuo libro parla di violenza domestica, violenza nei tuoi confronti, di tuo fratello, da parte di tua madre, che per buona parte del libro, forse tutto il libro, viene chiamata da te il mostro, e alla fine tu riesci a salvarti. E per cui io la chiamerei, più che così un romanzo di formazione, un romanzo di costruzione. Tu ti sei costruita, diciamo, Emma Stoccolma, anche se la vita, diciamo, ti aveva dato un altro nome, un altro cognome, un'altra famiglia. È un po' così, è stato così. È stata tutta una costruzione, è vero, e durante questa costruzione ci sono state alcune fasi di distruzione, quindi è stato un percorso abbastanza travagliato, però è vero, è una costruzione, perché io ora mi sento non completa, però mi sento comunque che ho le mura, le basi per questa casa e anche un tetto sopra la testa, quindi sì, la costruzione di una casa è un po' questa vita, è vero. E il tuo nome e il tuo cognome erano completamente diversi e anche difficili da pronunciare, un francese antico, possiamo dirlo, un francese... È celtico. Sì, in realtà non ho cambiato nome perché volevo cambiare pelle, non credo che sia veramente così simbolica la cosa, perché se io fossi rimasta in Francia mi sarei... Come? Dico, forse non lo sai, è inconscio. Forse inconscio, assolutamente, ormai cioè, ho capito che non controllo niente del mio cervello, però no, penso che se fossi vissuta in Francia, cioè se fossi rimasta in Francia, avrei tenuto il mio nome e cognome. Semplicemente in Italia, quando mi presentavo e dicevo Morwen Mogheru, insomma, pensavano che ero un uomo vestito da donna a volte anche, capito? Quindi, insomma, non capivano proprio che c'è un nome e cognome molto strano. Quindi ho detto, ok, mi serve una cosa semplice perché voglio fare la DJ in discoteca. Cioè, qual è il vocalist che può dire bene alla console Morwen DJ? È più una cosa pratica, credo. Okay. Però poi alla fine me lo sono tenuto. Mi sono affezionata anch'io a questo nome finto. È comodo. Mm-hmm. E diciamo che la lettura del tuo romanzo, perché alla fine è costruito anche in maniera, diciamo, quasi filmica, ci sono, diciamo, una parte è come potrebbe essere tutto in fast forward molto veloce, che sono i tuoi 20 anni racchiusi in poche pagine, e mette di fronte però delle domande.
per esempio, la prima che ho pensato e che penseranno quasi tutti quelli che leggono è: ma nessuno ha visto i lividi sul tuo corpo, nessuno vicino a te, nessun professore, nessun altro genitore, cioè nessuno vede queste cose, magari sono vicino a noi e non le notiamo, non so come... Io credo che sia così, che si vedono ma non si... cioè i segni si vedono addosso a un bambino, ma non solo i segni lividi, cioè si vede proprio, io penso che mi si leggeva nello sguardo che c'era qualcosa che non andava. Ero molto triste, cioè ero proprio una bambina depressa e comunque questa cosa si nota, i bambini devono giocare. Credo che comunque si fa fatica a intervenire perché è troppo difficile ammettere che veramente succede questa cosa. E non ti so spiegare bene il meccanismo, però sicuramente quando poi si va oltre, che un bambino perde la vita e le maestre dicono però è vero, era sempre pieno di lividi, cioè è proprio una cosa che anche i vicini di casa sì, urlavano sempre. Però se un bambino urla ed è pieno di lividi, forse è il caso di andare a bussare alla porta accanto, non lo so, eppure tanta gente non lo fa. C'è anche chi lo fa, per carità, però ti dico che noi avevamo anche assistenti sociali che ogni tanto venivano a casa, ma non è mai successo niente. Io scappavo di casa, mi riprendeva la polizia e non mi chiedeva perché sei scappata di casa. Avevo 6 anni. Cioè, e quindi c'è qualcosa che non va proprio nell'entrare nelle vite delle altre persone. Non lo facciamo abbastanza o lo facciamo per motivi futili, no? Giudicanti. Anche in quelle situazioni non va giudicata la famiglia che ha dei problemi, va aiutata. Mia madre non c'era, cioè, c'era la possibilità di fare qualcosa per lei, però nessuno ci ha provato, quindi poi è diventato un mostro. Certo. E questo penso che sia un processo che non finirà mai, diciamo, nella tua vita, cioè anche se tua madre non c'è più e nel libro racconti questi 2 ultimi incontri a distanza di anni che sono davvero strazianti. Anche se dico, se non finirà mai, che tipo di rapporto hai tu adesso con tua madre? Guarda, questo è stato un grande, veramente grande lavoro, mi do una pacca sulla spalla perché anche qua in analisi ho fatto veramente, da quando ho scritto il libro fino ad oggi, cioè io ho completamente un'altra visione di tutta questa storia. Nel senso, la storia è questa, è ok, però io, mia madre, sono riuscita veramente a mettermi nei suoi panni, cioè io sono entrata nella testa di mia madre, capito? Sono riuscita a capire che mia madre ha perso completamente le staffe, cioè ha perso la ragione. E quindi cioè perché sono riuscita ad estrapolare delle cose belle del suo insegnamento. Dietro tutto questo c'è comunque qualcosa di buono. Cioè, ad esempio, mia madre, sembra assurdo, però comunque mia madre non mi ha uccisa. Anche se mi diceva tutti i giorni voglio ucciderti o ti devi uccidere, comunque mia madre non l'ha fatto. Mia madre si preoccupava perché io non mangiassi. Cioè, perché io non mangiavo, scusami, a volte sbaglio i tempi. Quindi era giusto? Che mia madre si preoccupava che io non mangiassi. Sì, boh. Ho scritto un libro, pensa un po'. Vabbè, comunque ci sono delle cose, sono riuscita a capire delle piccole cose che in fondo lei ci ha provato. E quindi questa mi dà un po' di luce in tutta questa storia, capito? È difficile, è stato difficile, però ho fatto un grande lavoro per questo. Non l'ho perdonata, che è una domanda che mi fanno tutti, non perdonerò mai mia madre. Non mi ha mai chiesto scusa, non perdonerò mai quello che ha fatto, ma l'ho capita e io ho fatto di tutto per non fare le stesse cose che ha fatto lei. Però la vita l'ha portata a questo, capito? E la mia vita poteva portarmi a questo, invece... E tu prima mi hai detto, prima del collegamento, che potevo farti qualsiasi domanda, giusto? Sì. E allora io ti chiedo, che cosa invece ha rovinato completamente tua madre? C'è qualcosa, delle cose che tu hai portato dietro che tua madre ti ha rovinato irrimediabilmente? Irrimediabilmente no, perché anche lì ti posso dire che fino a qualche anno fa io ero una persona veramente
cioè sentimentalmente squilibrata proprio, e invece pensavo di essere rovinata per sempre, invece no, perché anche lì noi possiamo veramente trovare le soluzioni dentro di noi, però ci dobbiamo far aiutare, quindi a livello dell'autostima anche io pensavo di non farcela mai, capito? Ogni cosa nella mia testa era no, fai schifo, questa cosa non dovevi dirla. Ogni giorno io mi scavavo la fossa e mi sotterravo ogni sera quando tornavo a casa, eppure lavoravo a Radio 2, facevo dei super DJ set, avevo comunque una casa, un lavoro che mi piaceva e non capivo perché continuavo a sentirmi così, però l'ho risolta anche questa cosa, quindi ti posso dire che alla fine alcuni danni ancora ci sono, ma sono convinta che posso lavorare anche su questi. E invece la relazione con tuo fratello, visto che tuo fratello è, secondo me, cioè non so se è un complimento rovescio, ma tuo fratello è il personaggio di un possibile secondo libro che tu hai come tenuto poco sviluppato. Però ci sono 2 o 3 punti in cui, non dico che ti ruba la scena, però quando ospita tua madre nel furgone, cioè col furgone, cioè c'è come un altro romanzo che potrebbe, diciamo, nascere da lì, perché è un personaggio centrale, però così. La vedi anche tu così? E che tipo di rapporto c'hai adesso? Come... Guarda, hai fatto, cioè hai detto una cosa alla quale non avevo mai pensato, però è vero, io e mio fratello abbiamo reagito all'opposto a questa situazione. Io sono scappata, non ce l'avrei fatta stare un minuto in più, sono scappata a 15 anni, non ho aspettato i 18. Mio fratello è rimasto, ed è rimasto tanto, è rimasto attaccato. E quindi abbiamo reagito all'opposto, e per anni questa cosa ha fatto sì che noi non potevamo avere un rapporto, perché io non gli perdonavo questo fatto di non avermi portata via, di non essere andato via lui a prendersi una casa e portarmi via da quella situazione. Allo stesso tempo non potevo accettare che lui continuasse anche ad accettare il male fatto, capito? Cioè lei continuava comunque a rovinargli la vita, tra virgolette, quindi non capivo, e lui non capiva come io potessi a 15 anni prendere, scappare, tagliare i ponti, non farmi sentire mai più, cioè era proprio, capito, l'opposto. E in effetti devo ancora capire tante cose di lui, cioè non so perché lui abbia reagito così in alcune situazioni. Ne parliamo spessissimo, anche lui ancora deve capire tante cose di sé, lui ha 3 anni più di me, però pure lui adesso ogni tanto me lo ammette, mi dice io devo capire perché non ho fatto niente, perché non mi sono salvato. Però non mi permetterei mai di scrivere la sua storia, non credo. No, io intendevo la tua storia con lui, cioè Certo. approfondire. No, scherzo. Guarda, credimi, abbiamo un rapporto fantastico, io tutto quello che faccio lo faccio per lui, tutto. E pure questo libro, tutto, qualsiasi cosa. Io voglio che lui stia bene, e ci sto anche riuscendo, quindi mi sento un supereroe, tipo quando mio fratello mi dice va tutto bene, io wow, mi sento, cioè so che l'ho aiutato un sacco, ci sono stata, e questa cosa mi rende orgogliosa. E diciamo anche però che il tuo romanzo ci sono 2 o 3 punti molto comici, non so se li ho letti solo io comici, perché... Questa è la mia parte preferita. Come? È la mia parte preferita, perché Okay. io sono così, ci tenevo un sacco che ci fosse anche qualcosa da sorridere, cioè era proprio, non aveva senso se no, quindi sono curiosa, vai. Okay, allora, il primo è quando tu assieme a degli altri squatter londinesi andate a occupare un edificio che in realtà è un'ex stazione di polizia, e questa penso che, non so, ma cioè sono un avido lettore di notizie da ogni parte del mondo, ma non l'ho mai letta in nessun giornale, degli squatter che occupano siamo riusciti, capito, a occupare la stazione della polizia, cioè i geni proprio.
Ma raccontami meglio com'è andata. Allora, praticamente all'epoca, non so se ancora oggi è così, però all'epoca quando frequentavi i rave qua in Italia o in Francia c'era questo mito un po' di Londra, perché a Londra c'era questa possibilità di occupare le case, quindi se trovi una casa che è abbandonata, la legge, bene o male, ti permette di entrare dentro. Cioè, una volta che sei dentro è difficile che ti caccino, perché comunque non sanno dove metterti. Allo stesso tempo, però, la polizia ti fa degli agguati, capito, notturni, e fa in modo che comunque la feccia della società, come pensano giustamente loro, che siano questi ragazzi che vanno ai rave e non hanno una dimora, un lavoro né niente. Insomma, c'è un po' questa faida e quindi vabbè, si va di notte a cercare i posti che sembrano abbandonati. Se ne trovi uno, giri un po', fai tipo per una settimana, due, per un po' di tempo vai a controllare, vedi se non ci sono altri squatter dentro e se è effettivamente abbandonato. Vediamo questo edificio gigante, perché a una certa non hai più la nozione neanche di quello che può essere possibile o meno. Perché tipo ci sono anche come qua in Italia degli edifici giganti che non sono mai stati finiti di essere costruiti, no? Quindi entri in un edificio super bello, certo un po' pericoloso, però lì non te ne accorgi. Vabbè, troviamo questo posto che sembrava abbandonato, giriamo un po' di notti, facciamo le ronde, alla fine ci decidiamo ad entrare, sembrava una scuola, ti dico la verità, sembrava una scuola, solo che praticamente entriamo e in effetti non era occupato, però girando la notte dentro questo edificio troviamo una specie di tribunale, c'era un tribunale lì dentro, cioè tutto di legno, quindi era proprio una police station di quelle anche vecchie, capito? Posto fantastico, alla quinta porta che apriamo scatta l'allarme, arriva la polizia e non ci hanno neanche arrestati perché... Cioè, perché non ti metti a ridere, cioè, ma che devi fare? No, vabbè. E l'altra cosa invece che mi ha fatto molto sorridere è tu che vai a Ibiza, ti fai dei tatuaggi, torni a casa, e lo scrivi tu, torno da Ibiza con la consapevolezza immotivata di essere una DJ. Questa cosa mi ha fatto ridere perché è vero in un certo senso che ognuno di noi è quello che si vede, è quello che si proietta. Cioè se tu dici sono questo, lo sei. E questa cosa qua mi ha fatto anche sorridere perché era così evidente che non lo fossi una DJ, giusto? Non lo eri. Non lo ero. Però lo sapevi di esserlo. Sapevo di esserlo. Cioè, sono andata a Ibiza, non ho fatto neanche una serata. Penso sono andata a Ibiza per riposarmi, ti dico solo quello. Perché io lavoravo in discoteca, cioè vado a Ibiza a riposarmi, proprio a volte comunque faccio delle cose veramente. E infatti ero stanchissima, ho dormito tutto il tempo, ho fatto in tempo a tatuarmi, perché vabbè, all'epoca era una priorità tatuarmi, non so perché, e tornare indietro. Arrivo a casa a Milano e dico no, ma io basta, io voglio fare questo lavoro, cioè, forse avevo maturato dentro il fatto anche, sentivo tanti DJ, frequentavo tante discoteche e la loro musica a me non piaceva e io però c'ero cresciuta con la musica, ero convinta di poter portare qualcosa di meglio. E allora mi sono lanciata, ci ho provato, alla fine poi ho capito che non avevo niente di meglio da proporre, ma semplicemente il mio gusto, che non è né meglio né peggio, però ogni DJ ha il suo stile, il suo gusto. E quindi mi sono un attimo ridimensionata, però poi ho fatto questo lavoro che mi è piaciuto tantissimo per tutto il tempo in cui l'ho fatto. Cioè, ci ho dato veramente il sudore, la salute, però è stato bello. E tu dici che la musica ti ha salvato la vita e molte volte la gente lo dice ed è un po' del tipo, non so, lo sport mi ha salvato la vita, la musica mi ha salvato la vita, il matrimonio mi ha salvato la vita. No, non l'ho mai sentita? No. Non l'ho mai sentito nemmeno io. No. È esagerato, scusa. Scusa. No. No, però magari questa donna mi ha salvato la vita, questa persona mi ha salvato la vita, è un po' un modo così. Ma in che modo a te l'ha salvato? Beh, mi ha dato una speranza. Ti devo dire, in realtà la musica e anche la televisione, sembra assurdo, però è così, perché mi ha fatto capire che
quello che vivevo io non era normale. Perché pensa, io vedevo le pubblicità, vedevo Friends, vedevo le sitcom, il principe di Bel-Air, e dicevo, vabbè, ma ci sono delle famiglie che si amano. E allora capivo che la mia non era normalità, capito? Facevo questo processo mentale qua. E quindi soffrivo ancora di più, forse, lì per lì, però mi dava anche una speranza, perché io vedevo Friends e dicevo, ok, questa non è neanche una famiglia, però sembra una famiglia, quindi io posso avere quella roba lì un giorno. Infatti subito io sono andata a convivere con un sacco di amici, sono sempre stata benissimo, cioè ho sempre avuto un sacco di gente in casa, io volevo quella roba lì. Per la musica invece è diverso perché lì invece sentivo degli artisti che avevano avuto un'infanzia di merda, scusatemi il termine, per alcuni, tipo Michael Jackson, tipo poi più avanti Eminem, ma anche Notorious Big, voglio dire, delle situazioni comunque di quartiere, di spaccio, di povertà estrema, e in alcune cose io ritrovavo la mia situazione, però poi loro invece erano diventati, cioè, il migliore a rappare, il re del pop, capito? Erano delle persone che ce l'avevano fatta e pensavo io che fossero felici. Invece, vabbè, poi cresci e ti rendi conto che insomma non è proprio così facile. Però mi ha salvato la vita in quel senso, perché io sinceramente a volte non mi sono buttata di sotto perché comunque avevo le cuffie in testa. E hai citato Michael Jackson e ci sono almeno un paio di biografie di Michael Jackson che gettano anche una luce inquietante su quello che era la violenza, ovviamente non magari fisica come quella che avevi subito tu, ma una violenza mentale continua del padre, per cui anche lì c'è stata un'influenza, possiamo dire, veramente negativa, quasi da padre padrone nei confronti di Michael e anche degli altri suoi fratelli e di sua sorella. Insomma. Anche i fratelli con lui, poi lui era un bambino, cioè lui era proprio piccolo e vedeva delle cose tra i fratelli, alcune ragazze, comunque vedeva delle situazioni che nessun bambino deve conoscere, è difficile. E l'altra cosa che appare dal tuo romanzo è che noi abbiamo una visione, diciamo, della tua vita, come so dire, che nessuno ha mai visto. Cioè tu queste cose non le hai mai raccontate, che ne so, al tuo fidanzato, a dei tuoi amici, alla tua amica? Ma allora, l'unica persona che mi abbia mai veramente ascoltata e ascoltata nel modo giusto, e questo è un tema un po' complicato, è stata Andrea De Logu. Cioè, l'unica persona che veramente, quando io ho cominciato a raccontare la mia storia, lei non si è fermata un po' dal timore di chiedere o comunque dal non voler vedere, cioè lei è proprio andata a fondo a chiedermi le cose. Che io piangessi o meno, cioè non si è fatta nessun problema, voleva veramente capire chi fossi. E questa cosa mi è successo nel 2009 con lei per la prima volta in vita mia. Non mi era mai successo perché comunque sì, ho avuto delle relazioni, però ho un po' questo problema qua, che io ti racconto le cose ridendo un po', no? E quindi comunque sì, vabbè, è successa sta cosa, però vabbè, comunque, cioè, ho un modo un po' tragicomico, un po' francese di raccontare le cose e quindi forse nessuno mi ha mai presa sul serio. Tant'è che anche la mia psicologa, quando un anno dopo ha letto il libro, mi ha detto ma tu queste cose non me le hai mai dette. Cioè alcune di queste cose non le dici. E io gli ho risposto sì, ma perché a nessuno va di sentirle. E invece non è vero. Cioè semplicemente io non so raccontarle, capito? Quindi mi sono lamentata tutta la vita che nessuno mi capisce, nessuno, il mio fidanzato non vuole conoscermi davvero, e invece ero io che sbagliavo il modo di comunicarlo, probabilmente. Infatti alcuni sono rimasti scioccati. Questa però è una maniera un po', diciamo, all'orientale di vedere le cose, cioè non sono gli altri che sbagliano, sono io che sbaglio a pormi in una certa maniera, non so. È sempre molto italiana. Ti giuro, nel mio caso è sempre così. Non è molto italiano come atteggiamento. Comunque, questa è l'altra. Sì, e l'altra cosa è, visto che dicevo prima, c'ho una bimba di 5 anni, per me molte di queste cose sono, diciamo, sarebbero impossibili da
da scrivere, nel senso sono fuori anche dal mio, non so, orizzonte mentale, per cui alla fine, diciamo, per le persone abbastanza normali che non hanno questo tipo di atteggiamento violento, cosa dovrai recepire da questo libro, secondo te? Buona domanda. Per le persone che sono completamente lontane da questo mondo, da queste possibilità, appunto, magari tu non sapevi, magari tu porterai tua figlia a scuola, ok, all'asilo, poi più avanti, magari avrà un'amichetta quando avrà 13 anni, ti porterà un'amica a casa e tu ti renderai conto, parlando con questa ragazzina, che forse c'è qualcosa che non va a casa. Magari puoi avere un occhio diverso, un orecchio diverso, un ascolto diverso di una bambina problematica oppure un bullo. Semplicemente io ho avuto un periodo in cui, cioè, ero un bullo. Io ho fatto delle cose brutte a scuola perché pensavo di essere così, pensavo che anch'io dovessi essere così. Poi non mi piacevo, ho smesso, però magari vai a fondo adesso. Tante professoresse anche mi scrivono, professori mi scrivono, ah, forse adesso ho capito un bambino che sta in classe mia, che è sempre arrabbiato, triste, nervoso, cioè c'è qualcosa dietro, cioè sono rari i casi di violenza gratuita in un bambino, cioè c'è qualcosa che non va in casa forse, e comunque chiedere non costa niente. E forse questo può servire alle persone magari come te, che hanno una bambina, che hanno una famiglia dove tutto va bene, dove c'è dell'amore. No, vabbè, ma in ogni famiglia ci sono dei problemi e lo immagino. Però magari, ecco, puoi aiutare i suoi amichetti. Passando a un tema meno così anche opprimente, ecco, io direi che il tuo romanzo ti obbliga, allora in questo senso, diciamo, se era questo lo scopo raggiunto, ti obbliga a confrontarti con una realtà che magari non è la tua, ti mette di fronte a delle cose che sono successe, perché non è che posso, come dire, mettere in discussione la tua storia, posso accettarla l'altra cosa che mi sembra molto strana e anche in un certo senso deviata è questa ossessione di tua madre verso il sesso, cioè fino a quando eri piccola, anche questi bagni gelati, questa cosa quasi da inquisizione, sembra quasi, una cosa da... Hai detto la parola giusta, cioè da inquisizione, sì. Sì, era strano, cioè erano delle torture fisiche e psicologiche ed erano dei metodi di tortura che io cioè, ho provato sulla mia pelle, perché se tu vuoi farmi ammettere una cosa e sei più forte di me, io sono più debole, io la ammetterò. Cioè, dopo un po' io la ammetterò dal sonno, dalla stanchezza, dal dolore, da quello che è. Io comunque ammetterò tutto quello che vuoi, perché a volte non riesci più a fare resistenza. Però questo era un metodo perverso, perché poi io ammettevo cose impossibili, cioè mia madre mi accusava di desiderare mio padre, che non avevo mai visto, di aver fatto sesso con mio padre, mia madre mi accusava di cose che non erano neanche ancora nella mia testa perché ero una bambina. Però io le ammettevo, dopo ore e ore di torture e insulti, le ammettevo e quindi il giorno dopo si ricominciava da dove avevamo lasciato e quindi dovevo ammettere sempre peggio. Quindi era una escalation di follia e io lo sentivo che era un'escalation di follia, cioè ero molto lucida invece e quindi ero disperata. E c'è una frase che mi ha gelato di tua madre, però mi ha fatto anche capire come funzionano certi meccanismi di certe persone, anche magari lo fanno in maniera, diciamo, convinte di dire o di fare qualcosa di buono. E quando ti ha detto sei strana, sembri contenta, come se lei stessa sapesse che tutti quegli anni precedenti tu non lo eri stata contenta. Per cui in quel momento lì è come se ti avesse detto che ti eri finalmente liberato di lei.
Sì, perché non era permesso a casa essere felici, non era permesso, infatti non giocavamo io e mio fratello, perché se ridevamo potevamo accendere la miccia, no? Quindi non era permesso, c'era spazio solo per i problemi, la violenza e il dolore. Quindi sì, probabilmente quando mi vedeva felice o contenta, poteva darle fastidio, perché forse in quel momento aveva paura di aver perso il controllo, perché era una madre che molto, capito, cioè voleva controllare questo suo piccolo mondo che eravamo io e mio fratello e basta, non c'era nessun altro, né un'amicizia, né una relazione, niente, mai niente. E visto che mi hai detto che posso farti qualsiasi domanda, ti faccio anche questa. Visto che abbiamo toccato il sesso e l'altro tabù che sono i soldi, secondo te questo tipo di, così, di vita che hai condotto con tua madre era determinato anche dal fatto che tu non avevi soldi, che lei non aveva possibilità economiche, o secondo te, cambiato questo parametro, sarebbero cambiati anche i suoi atteggiamenti? Come la vedi? Allora, sicuramente la povertà ha contribuito all'inizio alla proprio perdita di ragione di mia madre, perché era troppo tutto difficile. Mio padre se n'è andato, lei era incinta di me, lei non aveva famiglia, aveva un bambino di 3 anni e non aveva soldi, non aveva una casa, mio padre l'aveva tradita con la qualunque, quindi era una donna ferita, abbandonata. Ti dico di più, con una bambina in pancia di 8 mesi e mezzo e un'appendicite. E quando mia madre dalla Bretagna, dove era stata abbandonata da mio padre, che era tornato in Italia, quindi a Roma, dalla Bretagna a Roma sono 2000 chilometri, mia madre è venuta verso Roma, si è fermata a metà strada perché stava partorendo. E stavamo morendo entrambe perché lei diceva all'infermiere ho mal di pancia e le infermiere dicevano certo deve partorire signora, ci lasci lavorare, ma lei stava andando in cancrena con l'appendicite, quindi insomma capisci che a 22 anni, ma se io avessi vissuto un dolore così grande, ma per reagire e sopravvivere, comunque portare avanti la vita di 2 bambini da sola, io non so come avrei fatto, ti dico la verità, non posso giudicare così, è troppo facile. Quindi, boh, non lo so, non mi ricordo qual era la domanda. La domanda era questa, non hai risposto. Ok. E abbiamo un intervento dei nostri ascoltatori, visualizzatori, non so, internauti. Followers. Eh? I nostri followers. Our followers. Prima ti dicevano chapeau, e perciò te lo faccio anch'io, chapeau. Grazie. E invece Nicoletta Squarcina ti dice, ti chiede, scrivere ora ti ha aiutata di più a capire gli errori di tua mamma, ma soprattutto a cercare di superare quello che hai dovuto subire? È una domanda che mi fanno spesso, ma io rispondo sempre che comunque non ho usato la scrittura come una terapia, assolutamente. Non l'ho fatto come un diario, come una cosa. Infatti il libro, comunque, nonostante il tema, credo sia abbastanza, tra virgolette, leggero. Cioè, nel senso, non l'ho scritto come un diario del dolore. L'ho scritto come un fatto di cronaca, quindi ho provato a non metterci pathos, ho provato a non metterci troppi sentimenti, perché non servono. Comunque arriva benissimo anche così. E quindi cioè, superare il dolore, superare, capire mia madre, tutte queste cose le faccio in analisi. Nel libro ho fatto un'altra cosa, non è per me. Ah, per cui le parti, quelle comiche, c'erano, perché mi ha un po' spaventato il fatto di averle trovate. Ci sono, ma perché è così, la vita è così, le cose vanno superate, capito? Cioè, è ovvio che provi del dolore, è ovvio che ci sono dei momenti che ho scritto alcuni capitoli, poi sono svenuta da sola in casa, cioè, ok, però la vita, cioè, è anche superarle le cose, sorridere, star bene, cercare di fare di tutto per essere felici, perché se no, cioè, io una vita così, come i primi 15 anni, io non la volevo. E vediamo alle tue spalle, vediamo un tuo quadro.
Sì. Allora chi ti andasse a cercare su Instagram scoprirebbe che realizzi, ma sono oli, acquarelli? Acrilici su tela. Acrilici su tela. Partendo da delle foto, e certi sono davvero molto interessanti. Li vendi? No. Non li vendo ancora perché appena ne faccio uno non mi piace più l'altro. Quindi è una continua guerra mentale, dico ma non potrei immaginare un quadro che non mi piace a casa di qualcuno, cioè, quindi non li vendo ancora. Poi magari un giorno li vedrò tutti insieme e saranno tanti e deciderò che va bene, è il momento di dargli un'altra vita. Però è che siccome non ho studiato, ogni quadro imparo qualcosa, quindi automaticamente quello che ho fatto prima mi rendo conto che c'è qualcosa che non va. E abbiamo un altro dei nostri follower, Anna Recchia, che ti dice ma tanta stima e affetto. Questa non Grazie. è Grazie. Ecco, quello che sì, sai che c'è quella che è la suspension of belief nei romanzi, uno sospende quello che pensa e si immerge nella lettura, e nel tuo romanzo, tu lo definiamo romanzo comunque, alla fine. Sì, per me è un racconto, però sì, probabilmente un romanzo, credo di sì. Sì. Questa... Dimmelo tu che cos'è. Sì, nel senso non è un'autobiografia perché non c'è tutto, diciamo, è un romanzo autobiografico. Ok, chiaro, va bene. Dopo magari c'è. E qui si entra davvero, davvero in contatto con una parte di te, per cui penso che siano stati davvero numerosi i messaggi del tipo ti voglio bene, ti stimo, hai il mio affetto e così. Dimmi se è vero, se hai trovato questa risposta da parte del pubblico. Sì, ho trovato, non me l'aspettavo sinceramente, ho trovato una bellissima risposta da parte del pubblico, anche se non era la cosa che cercavo e non avevo pensato, cioè io l'ho scritto, non avevo pensato che poi un giorno qualcuno l'avrebbe letto. Infatti quando è successo ci sono rimasta perché la gente lo leggeva tutto, lo capiva, lo interpretava, mi scriveva all'improvviso, capito? Volevano ringraziarmi per qualcosa, è stato molto strano e lo è tuttora. Però è stato anche bello perché da che mi sentivo sola e incompresa mi sono sentita invece capita e mai giudicata, anche se ci sono alcune parti del libro, cioè, mentre le leggi potresti pensare che comunque ho fatto anch'io tanti errori, però non mi sono più sentita giudicata per assurdo, mettendomi un po' a nudo. Mentre invece questo l'avevo più preso in conto. Penso sempre alle cose negative, poi a vista alla fine succedono cose belle. E diciamo che, vabbè, ovviamente tua madre, definendola dalle prime pagine mostro, è quello che è. Però non escono neanche benissimo tutti i tuoi partner, i maschietti. Non so se è così, però io ho visto che è una categoria un po'... No, guarda, devo spezzare una lancia. Io ho conosciuto sempre bravissimi ragazzi. La verità è che io sono mezza squilibrata sentimentalmente, come ti dicevo all'inizio, e ho capito che il mio problema più grande sotto questo punto di vista non ce l'ho con mia madre, ce l'ho con mio padre, e questo però ci sto cominciando a lavorare soltanto adesso. Quindi, come non riesco a chiamare mia madre mamma, non riesco a farlo neanche con papà, e quindi è una cosa un po', cioè, capito, devo risolvere veramente tanto quella parte lì, e non è colpa loro, cioè, alla fine, sai, se con tante persone hai lo stesso problema, forse il problema sei tu. È sempre il discorso è sempre quello, cioè il problema vero parte sempre da te e poi... Sono già migliorata un sacco, mamma mia, sono migliorata veramente tanto, non avrei mai pensato, guarda, io pensavo veramente di essere rovinata per sempre, invece non è vero. Se ti rimbocchi le maniche, ha voglia che puoi star bene. Allora, concludiamo con una domanda un po' più leggera. Visto che hai visto tutto Sanremo l'anno scorso, sei in radio con Gastaldo da tempo, così, che ne pensi della musica italiana? Chi segui, chi ti piace, chi vedi che, diciamo, si staglia sugli altri, senza magari
fare con una classifica, però i tuoi ascolti quali sono? Cosa ti piace? Allora, di musica italiana ascolto un po' di tutto, anche grazie a Gino che mi fa scoprire un sacco di cose che hanno fatto proprio la storia della musica italiana, che io mi sono persa perché conosco magari più la storia della musica francese. E invece di musica contemporanea devo dire che sono abbastanza stupita dei giovanissimi, tipo Madame, che comunque a 17-18 anni scrive delle robe che mi fanno emozionare, che ne ho quasi 37, e quindi dico chapeau. Ma i giovani in generale, comunque c'è tutta un'onda indipendente, trap, rap, che non mi piace proprio tutto, ma trovo comunque molto interessante. Cioè ragazzi che invece che stare in strada a fare i danni, stanno in studio, hanno una passione, studiano la musica, la fanno, hanno per alcuni talento, e io, mazza, cioè, magari aver avuto questa passione a quell'età sarebbe stato bello, una salvezza comunque la musica. E quindi ecco, tanto. Un altro dei ragazzi che ci seguono è Fabio Bersan, che ci chiede quali sono i tuoi prossimi progetti. Il mio progetto di vita è diventare una pittrice, quindi io adesso mi progetto nel futuro, cosa che non ho mai fatto prima. Voglio solo dipingere, quando smetterò di fare radio, tutto il resto dipingerò e basta. Quindi mi do, non lo so, 10 anni, 20 anni, non lo so, dipende da come vanno le cose anche, Però insomma io voglio vivere in un posto dove posso dipingere e basta. E Nicoletta Squarcina ti ringrazia della risposta, dice: sei una persona fantastica, non è da tutti riuscire ad essere ottimisti dopo le difficoltà della prima parte della vita che hai dovuto affrontare. Grazie della testimonianza, e poi ringrazia anche per questo incontro online. Grazie a voi di averci seguiti. Nicoletta Squarcina. E io ringrazio te e mi prenoto per un quadro. Va bene, va bene. Ce ne sono 2 o 3 che mi piacciono, uno quello della piscina, quella che nuota. Sì. Quello sì. Mi piace molto. Quello è gigante, devi avere uno spazio enorme, tipo 2 metri, sì, è enorme. No, pensavo fosse una roba... No, guarda, ti faccio vedere, sono appoggiati, aspetta, li vedi? Sono giganti. Ci vuole proprio una piscina per quello lì. Cioè, sì. Vabbè, se non puoi avere la piscina in casa te la dipingi, scusa, c'è una soluzione per tutto. Giusto. Allora io ti ringrazio di essere stato con noi alla Zise Fra le Pagine. Volevo ricordare il prossimo appuntamento, che è il 29 novembre alle 20:30 con Sara Rattaro, e lo potete vedere in diretta Facebook sulla pagina di Fondazione AIDA che ha organizzato, oppure sul canale YouTube del Comune di Lazise che ci ha ospitato. E io ringrazio ancora Emma Stoccolma, Fondazione AIDA e il Comune di Lazise. Grazie davvero, mi sono molto divertito. Grazie, grande. A presto, spero. Spero di leggere anche il romanzo sul papà o sul fratello. Dammi un altro anno in analisi, 70 euro a settimana. Mi costerà un botto questo libro. Okay. No, 70 euro a settimana, 70 per quante sono le settimane? 52? In un anno quante sono? Troppe, non lo so. 7 per 5, 35. Comunque diamo a HarperCollins il calcolatore per calcolare quanto è l'anticipo che ti serve, se ti ascolti. Va bene, comunque sto già scrivendo. Vedi che il progetto non è solo il quadro. Vabbè, questo è un progetto a breve termine, insomma, progetto di vita sono i quadri. Allora grazie davvero, grazie. Grazie a te, ciao a tutti. Grazie a tutti, buona serata, arrivederci al prossimo appuntamento di Lazise Fra le Pagine. Ciao. Ciao Giulio. Ciao Emma, grazie.